24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. 2 miliardi di euro evasi nei primi 5 mesi del 2012 in Veneto, di cui 135 milioni in provincia di Venezia. Sono questi i dati diffusi durante le celebrazioni per il 238° anniversario delle Fiamme Gialle. In Veneto sono stati scoperti 325 evasori, 1740 lavoratori nero e irregolari, individuati sprechi di denaro pubblico per 3,5 milioni di euro. Eseguiti oltre 10.000 controlli per l'emissione degli scontrini e ricevute, sequestrati 10 milioni di prodotti contraffatti non solo nell'abbigliamento, ma anche nell'agroalimentare e dei medicinali. In materia di sprechi e irregolarità, nell'amministrazione della cosa pubblica sono stati fatti 4 interventi con l'accertamento di danni all'erario per 3,5 milioni di euro. Una vera e propria riforma dell'edilizia residenziale pubblica nel Veneto. Una riorganizzazione attenta, ponderata e soprattutto rispondente alle esigenze di ammodernamento del patrimonio, di arricchimento delle funzioni svolte dagli ATER, di semplificazione delle procedure, di snellimento delle strutture operative, di contenimento dei costi, di reperimento di risorse, per fare in modo che l'azione della Regione sul fronte del bene casa sia ancora più efficace e produttiva e garantisca un aiuto concreto in un contesto di equità sociale per quei nuclei familiari che ne hanno davvero bisogno. Così l'assessore veneto Massimo Giorgetti ha annunciato l'avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale del progetto di legge Norme in materia di edilizia residenziale pubblica, un testo unico che raccoglie e coordina disposizioni originariamente comprese in varie leggi e che rappresenta di fatto la riforma del sistema regionale dell'edilizia pubblica che, alla luce della crisi economica, sarà una delle questioni centrali nei prossimi anni. I conti in ordine della sanità veneta non sono un caso, ma il frutto di un lavoro quotidiano per ottimizzare la spesa senza ridurre i servizi in ogni settore. Tra i più delicati c'è proprio la farmaceutica. I dati diffusi da Federpharma sono un motivo di orgoglio, confermando che ancora una volta siamo i primi in Italia. Lo ha affermato il governatore del Veneto Luca Zaia, commentando i dati di Federpharma che hanno evidenziato un forte risparmio nel Veneto rispetto alla spesa farmaceutica. Per questo nuovo successo, ha affermato Zaia, ringrazio tutta la squadra veneta, l'assessore Coletto, il segretario Mantoan, i nostri tecnici, i medici prescrittori e i farmacisti che hanno saputo fare dell'appropriatezza delle prescrizioni e della diffusione dei farmaci generici una vera best practice. Anche in questo caso offriamo al Paese un esempio estremamente concreto di come una seria spending review possa essere fatta tagliando sprechi e non finanziamenti. Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni, ha lanciato una nuova rotta. Per il 28 ottobre è infatti previsto il volo inaugurale della prima tratta che collegherà l'aeroporto di Venezia con Nantes, meta ideale per visitare i castelli della Loira e la suggestiva area della costa atlantica francese. Questa nuova destinazione si aggiunge al già ricco carnet di offerte proposte da Volotea, che così raggiunge 54 aeroporti a livello internazionale, con la sua flotta di Boeing 717 e 25 destinazioni in partenza dall'aeroporto di Venezia. Dopo Bordeaux, Nantes è il secondo collegamento diretto della compagnia aerea low cost dalla laguna verso la Francia. Dico no ad ogni ipotesi di ticket per accedere a spiagge e altri luoghi pubblici di uso comune, tanto più se proposti da operatori privati, anche se comprendo le motivazioni della provocazione del presidente regionale di Confturismo Marco Michielli. Marino Finozzi, assessore al turismo del Veneto, non nasconde la sua contrarietà all'ipotesi di un balzello per i vacanzieri della domenica. Se la spiaggia è in concessione, il problema non si pone proprio, specie mentre resta aperto il problema di rispondere all'obbligo di gare europee. Quanto a Venezia, penso se ne debba semmai occupare l'amministrazione comunale e non gli imprenditori alberghieri. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità Luca Coletto, ha approvato e attivato anche per quest'anno il protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della regione del Veneto,
che è pronto a scattare in caso di necessità. Si tratta, ha sottolineato Coletto, di una procedura definita da uno specifico gruppo di esperti regionali, che costituisce una garanzia di efficacia dell'intervento delle strutture sanitarie e sociali nell'eventualità di situazioni climatiche pericolose per l'uomo durante l'estate. Siamo pronti a fronteggiare la prima ondata di caldo di questa stagione. L'obiettivo, ha aggiunto l'assessore, è quello di essere quanto più tempestivi possibile nell'attivazione e soprattutto nelle azioni di aiuto alle persone in difficoltà e di intervento nei casi di patologie improvvise come i colpi di calore. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.